Prima prova del Tommaso Grassi Award Super Fustino 2019. La semifinale riservata alle giovani promesse. All'Odola Jet, Aquila, Avica Chuck SM, Abiol Filmont, Emily Pan, Jody Dragon in prima fila, Asterix Griff, Atomic ZS, Asteco dei Greppi, Ansel Dangal in seconda, favore in chiusura per Asteco dei Greppi e Luca Schettino, macchina che accelera e stacca. Tre cavalli sono praticamente rimasti subito fuori corsa, ha sbagliato Aquila e sono rimasti fuori corso subito Ansel Dangal, numero 1 all'Odola Abbiol Jet Filmol e Atomic ZS, mentre sbaglia anche Emily Pan e in vantaggio c'è Avica Chuck SM dopo 200 metri. Nella seconda posizione c'è Asteco dei Greppi, corsa davvero falcidiata dalle rotture in questa prima fase, con tre cavalli addirittura rimasti lontani già in partenza. In terza posizione c'è Asterix Griff, poi vediamo, praticamente sono rimasti in quattro all'avanguardia, 32 uni 400, e sposta Asteco dei Greppi per anticipare la risalita di Jody Dragon, ci sembra. E sì, sono rimasti questi quattro. 48,3 intanto il passaggio ai 600, dove si va davvero a ritmo blando e ne approfitta Avica Chuck SM per mantenersi in vantaggio con Salvatore Cintura Junior, intanto 1, 3 e 2 il passaggio agli 800. All'esterno è sempre impegnato Asteco dei Greppi, ma non prende ancora sotto tiro Avica Chuck SM, poi in posizione di rincalzo Asterix Griff e quindi Jody Dragon, che però non riesce a ingambarsi, nonostante il ritmo sia molto blando, 1,18,6 il passaggio al chilometro, anche se io ho qualcosa di meno. Comunque andiamo a vedere ora gli ultimi 400 metri di gara. Si mantiene in vantaggio Avica Chuck SM, ci prova nuovamente Asteco dei Greppi. Jody Dragon ha i suoi problemi per superare Asterix Griff, questi quattro nettamente avanti sono isolati, con Avica Chuck SM che entra in vantaggio in retta d'arrivo. Salvatore Cintura Junior a 100 metri dal palo è in netta evidenza, ci prova nuovamente Luca Schettino con Asteco dei Greppi. Avica Chuck ancora a margine, finale con Avica Chuck che si salva, mentre al terzo finisce più indietro Asterix Griff che controlla Jody Dragon. Poi per la cronaca al quinto finisce Aquila, ma 30 a chiudere. 1,16,9 il ragguaglio finale, la vittoria per Avica Chuck SM e Salvatore Cintura Junior, che per conto di Franco Baldini coglie questi primi 10 punti nella serata appunto dei giovani del Tommaso Grassi Award. Secondo posto, proprio guadagnando tanto nel finale, ma arrivando ancora a una testa dalla vincitrice per Asteco dei Greppi, quindi un secondo posto per Luca Schettino. Al terzo finisce Asterix Griff con Luigi Cuozzo, poi al quarto il numero 6 Jody Dragon con Ferdinando Minopoli, e al quinto dovrebbe essere il numero 2 Aquila con Gennaro Amitrano.